Fulvio Dal Zio, deve aggiungere qualche cosa? Sì, che Un attimo solo l'Europa... interrompo, leggo un messaggio, poi darò subito la parola. Anche quest'anno, il 1° maggio, avremo 2 milioni di persone che non festeggeranno. Voi parlate contro i gilet gialli, ma mi domando come avete intenzione di risolvere il problema. I nostri nonni hanno dato il sangue per i diritti che oggi ce ne freghiamo altamente. Dopo risponderete a questo. No, beh, si risponde. Comunque, Sì, che l'Europa ci sia la necessità di cambiare la politica sociale, la politica economica, non c'è dubbio. Però è altrettanto vero che dal mio punto di vista, e dal punto di vista anche della CGIL, dello SPI, che lo spazio europeo, la dimensione europea, è l'unica dimensione possibile oggi, se vuoi essere, come dire, attore protagonista in un mondo globalizzato. I più acerrimi nemici dell'Europa si chiamano Trump e Putin. Perché? Perché Trump mette i dazi doganali? Perché l'unico, diciamo, la dimensione europea, lo spazio europeo, con la forza che ha l'Europa, può essere un protagonista assoluto in un scenario globale. Certo che questo significa mettere anche in discussione pezzi di sovranità nazionale, che è un tema molto molto delicato. Però attenzione, insomma, questo è l'unico, e non a caso, come hai esordito tu inizialmente, i giovani sono quelli che più sono attratti e non hanno paura, anzi la vedono come un regresso, rinchiudersi un'altra volta dentro gli stati nazionali. Perché la vivono di più sotto certi profili di quel che può offrire. Ma perché anche hanno anche capito che lo spazio europeo è l'unico spazio che ti può dare prospettive, interessi, uno sbocco futuro, insomma. Detto, ecco, ora, se partiamo da questo assunto, poi possiamo ragionare su tutto il resto, perché indubbiamente anche le politiche di austerità che prima accennavamo sono state come dire, alla base di un ridimensionamento del welfare, dei tagli allo Stato sociale, insomma. Non c'è dubbio che l'Italia paga, se vuoi, un prezzo maggiore rispetto ad altri paesi perché abbiamo un debito pubblico superiore, nettamente superiore, costruito negli anni '80, tutta una serie di cose che non vale qui la pena di ripetere. Però è altrettanto vero che se si vuole uscire dalla crisi che stiamo anche noi vivendo, bisogna puntare su una politica di investimenti, deve ripartire il lavoro. Il lavoro deve ritornare centrale nelle politiche nazionali e nelle politiche europee. In tutti questi anni noi invece, soprattutto da un ventennio ormai a questa parte, stiamo conoscendo, come dire, come ha detto giustamente quello spettatore che ha inviato il messaggio, il lavoro è stato penalizzato, è stato polverizzato, ci sono perdite di diritti, i giovani fanno sempre più fatica ad entrare nel mercato del lavoro, ad avere un lavoro stabile e quindi sono anche costretti ad andare all'estero con il risultato che noi magari li istruiamo, gli paghiamo la scuola e poi quando dovrebbero restituire quello che gli è stato dato vanno a restituirlo dalle altre parti e magari li pagano anche in maniera molto più consona rispetto ai loro interessi, ai loro bisogni e alle loro competenze. Quindi ecco, da questo punto di vista, ecco, io ritengo insomma che da una parte l'Europa ci sia, è fondamentale, su questo dobbiamo tenere alta l'attenzione. Io non voglio affiancare a un sovranismo di destra un sovranismo di sinistra, perché altrimenti il rischio è, come sempre, le brutte coppie non funzionano, hanno più appeal le politiche, quelle originali. Noi dobbiamo, credo, anche come organizzazione sindacale, che noi siamo portatori degli interessi sociali dei lavoratori e dei pensionati, noi dobbiamo tenere alto da una parte la dimensione europea, ripeto, come spazio che ci permette di avere una prospettiva futura, perché rinchiudersi all'interno degli stati nazionali non ti porta da nessuna parte, ma nello stesso tempo fare le nostre battaglie per cambiare le politiche sociali europee e quindi anche nazionali. Quindi insomma
Poi si parla tanto delle pensioni, quota 100, tu sottolineavi il fatto che l'Europa ha, come dire, vergato con la matita rossa questo provvedimento. Sì, c'è anche tante vostre istanze, io non voglio, discorso delle pensioni non ce le fa sapete, passare. Insomma, per noi quota 100 è un'ulteriore via d'uscita rispetto alla Fornero, non è una riforma della Fornero. Che ci sia necessità in un paese come l'Italia ogni 20 anni di una riforma strutturale della previdenza, io ne sono pienamente consapevole. Certo. No, invece noi assistiamo continuamente provvedimenti a spot, e questo ne è un altro, con il risultato che invece di rallentare le persone appena possono scappano perché non c'è certezza, invece il sistema previdenziale deve dare certezza. Ricordo infine che da una parte si fa quota 100 e la sbandiera, eccetera, tutto quello che volete, dall'altra però si tagliano le pensioni ai pensionati. Nel Veneto 400.000 pensionati rispetto a un accordo che avevamo fatto nel 2016 che prevedeva la rivalutazione con i vecchi sistemi delle pensioni, dovevano avere un aumento delle pensioni. Il risultato è che questo governo ha bloccato, stiamo parlando di 400.000 pensionati del Veneto, stiamo parlando di circa 400-500 milioni in un triennio, tutti assieme, quelli che superano 3 volte al minimo, perché se è vero che magari possono essere pochi euro, però se li mettiamo tutti quanti assieme vediamo che le cifre sono cifre consistenti. E poi i pensionati sono quelli che da 8 anni non hanno la rivalutazione delle pensioni, per cui se noi calcoliamo tutto questo vedete che i pensionati hanno messo parecchie risorse nel sistema Italia. Poi non è solo colpa di questo governo, anche quelli precedenti hanno le loro responsabilità, non c'è dubbio. Però quello che va sottolineato, e chiudo, è questo: si continua con politiche, come dire, che non favoriscono il lavoro. Se si vuole uscire da una situazione di crisi, rilanciare il paese, rilanciare l'occupazione, bisogna partire dal lavoro. Per fare questo bisogna partire dagli investimenti sulle tante grandi, piccole opere che questo paese ha la necessità. Solo questo può, se no altrimenti tra qui a 6 mesi, un anno saremo ancora qui a dirci le stesse cose. Sì, per un attimo che leggo anche questo messaggio. Perdite di diritti, lavoro penalizzato, ma voi e tutti i sindacati dove eravate? Qualche passeggiata in centro la chiamate manifestare, si sta in piazza finché non cambia. Scusate lo sfogo, ma non se ne può più. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte. Per fare la nostra parte però bisogna trovare delle controparti che abbiano sensibilità e disponibilità. La vita del sindacato e del sindacalismo in questi ultimi anni è stata una vita molto complicata, molto complessa. Quello che noi dobbiamo però registrare è che sono prevalse delle politiche che non erano affini, non erano rispondenti a quelle che erano le aspettative o le iniziative che abbiamo promosso per ottenere dei risultati. C'è stata una lunga fase nella quale al sindacato, per esempio, non gli si è concesso di esercitare il proprio ruolo, che è quello della contrattazione, che è quello della sottoscrizione di accordi, anzi si è tentato con l'uomo solo al comando e del rapporto diretto fra questi e l'elettorato di far fuori tutti quelli che sono i corpi sociali intermedi della società. Per cui è stato uno scontro, come dire, molto violento, molto corposo, che si interroga su quale tipo di strategia, quale tipo di società noi andiamo a ipotizzare. Anche a livello europeo questi fenomeni sono stati tutti presenti, perché quando noi denunciamo che la perdita del potere d'acquisto delle pensioni in Italia, è vero, è stata di oltre il 30% negli ultimi 10 anni, è un tipo di denuncia che io sento fare anche in tutti gli altri paesi. Quando noi denunciamo che in Italia i diritti sono stati, è vero, sottoposti a un grosso ridimensionamento perché il libero mercato è bello ed era quello che doveva vincere,
questi processi sono stati anche a livello europeo. Per cui c'è disaffezione nei confronti dell'Europa. Io rilancio però il concetto che noi abbiamo bisogno di più Europa per tentare di gestire i fenomeni. Ora, io voglio evidenziare un aspetto. La politica dell'immigrazione, per come è stata affrontata a livello europeo, non va assolutamente bene, perché l'Europa, in presenza di difficoltà, perché i paesi di Visegrad, in modo particolare l'Ungheria, la Slovacchia fino a ieri, è vero, la Polonia, hanno negato l'accoglienza. Una politica di accoglienza l'Europa non riusciva a farla, era come qui da noi. Noi non siamo riusciti a esercitare una reale politica di accoglienza, è vero, perché comuni, perché altre realtà amministrative si sono opposte. Qui da me no, e di conseguenza la chiusura dei porti ha esattamente questa valenza. Qui da me no, qui da me no, dice Orban in Ungheria. Di conseguenza c'è un problema vero. Noi dobbiamo rilanciare l'azione dell'Europa diversa, dell'Europa nuova, indicando per esempio alcune priorità. Noi riteniamo per esempio che la politica sull'immigrazione debba essere affrontata a livello europeo, perché solo a livello europeo può trovare degli sbocchi, e alcuni paesi lo hanno fatto, vedi i paesi nordici eccetera, rispetto ai paesi della negazione invece bisogna trovare delle politiche. È facile? No che non è facile, però dipende anche da chi vince. Da chi vince, e per questo io dico è importante andare a votare, perché se vai a votare ed esprimi un certo tipo di orientamento, un certo tipo di voto, puoi ottenere determinate risposte. Diversamente noi resteremo sempre sul punto di partenza, questo è il problema. Si prende un attimo solo che chiede la parola. Volevo dirti però un'ultima questione. C'è questo problema dell'immigrazione, c'è un problema che ci riguarda. Perché la gente non va a votare perché noi siamo qua a dire andate a votare. Non va a votare solo per questo. È un invito politico che noi facciamo, è un invito alla partecipazione. Noi sappiamo che per andare a votare puntiamo su alcune questioni. Come sindacato dei pensionati, perché noi qui siamo rappresentanti del sindacato dei pensionati, le dicevo prima, noi intendiamo fare la nostra parte. Poi c'è tutto il resto del ragionamento che anche qui abbiamo fatto, ci siamo sforzati, eccetera. Noi, per esempio, come FERPA, che è la Federazione Europea dei Sindacati dei Pensionati e degli Anziani, una federazione che mette assieme 10 milioni di iscritti, una federazione che mette assieme 29 sindacati sparsi nei vari paesi europei, per cui una rappresentanza, come dire, autorevole. Noi stiamo per esempio dando vita a una campagna dove invieremo ai candidati, una volta che sono stati scelti, noi invieremo una cartolina, la cui copia è questa qui, che non so se riusciamo a farla vedere. Ecco, allora, il suspense, cartolina, che cosa riguarderà questa cartolina? Quindi che cosa viene richiesto ai candidati? State con noi, pubblicità e poi ve lo sveliamo.